Va ora in onda Zoom, il drive time in mezzo ai fatti con Antonino Danna. Evviva, 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 evviva! L'anno era il 1974, ladies and gentlemen, lui era Johnny Dorelli con Aggiungi un posto a tavola, questa immortale commedia firmata Garinei e Giovannini. Amiche e amici miei, ma non dell'avventura, aggiungete un posto a tavola che qua siete i benvenuti, siete sulle magiche onde di Radio Libertà. Buonasera, ovviamente. Questo è Zoom, il drive time in mezzo ai fatti. Oddio, come sono bello stasera, incredibile, me lo devo dire da solo. Dicevo, io sono Antonino Danna e questa è la puntata di oggi, la numero 887 di mercoledì 20 di novembre, l'anno del Signore 2024. Cominciamo subito la nostra trasmissione. Buon lavoro, Lawrence. Tu che da lassù mi permetti di proiettarmi a occhi e orecchie di chi ci sta seguendo. Vi ricordo, date il sangue in ospedale, serve sempre. Salverete vite umane, chi salva una vita umana salva il mondo intero. Secondo appello, radiolibertà.net. Radiolibertà.net non è più soltanto il sito sul quale vi potete informare su chi siamo, come ci potete sostenere, eccetera, ma è anche e soprattutto un giornale online. Quindi ricordate, fesso chi non legge radiolibertà.net, perché se non leggete radiolibertà.net, che vi perdete i Liberamente del direttore responsabile Giovanni Sallusti, gli auto da fede di Giulio Cainarca, le rassegne stampa di Semivarin, le videopillole e molta altra roba ancora. Beh, se vi perdete tutto questo siete fessi davvero. Oh, guaiù. Uno le cose ve le deve dire come stanno, come si sentono, come veni si conta, come dicono appunto gli scozzesi, come accade si dice.
A proposito, Walter, fratello mio, Walter, tu che tifi per il Newcastle e che io con entusiasmo supporto, abbiamo perso 3-2 contro la Cireale. La Vibonese ha preso 3 pappine dalla Cireale oggi nel match che avrebbe dovuto consacrare la nostra presenza al primo posto della Serie D Girone I. E io mi sento, diciamo così, un po' abbandonato, te lo devo dire. Mi sento veramente a terra. Comunque, domenica prossima vediamo che cosa succede. Orbene, allora, bella gente, le nostre coordinate a cui solitamente incrociamo, 340-670-9659, se volete inviarci le vostre zappe o WhatsApp che dir vogliansi, oppure quel magnifico oggetto inventato da Antonio Meucci che è il telefono 0292947222. Un'ultima notazione: è giunto il momento, egli è già qui, diritto e rovescio con Pierluigi Magnaschi. Vai Lorenz. Angela Merkel era considerata in Germania non la cancelliera ma la santa protettrice del paese. Infatti vinse 4 elezioni politiche di seguito. Avrebbe vinto anche la quinta se si fosse presentata, ma non lo fece. Si disse che era stanca, credo invece che avesse capito che il suo castello di prosperità stava crollando. Merkel aveva infatti commesso degli errori colossali. Si era legata mani e piedi con Putin, che l'aveva ingolosita con il basso prezzo del gas dal quale divenne dipendente. Aveva eliminato improvvisamente le sue centrali nucleari, facendo così crescere il costo dell'energia per le sue imprese. Come se non bastasse, si era resa dipendente dalla Cina, soprattutto con le sue automobili, e aveva accolto in un sol colpo 1 milione di immigrati siriani che non si sono mai inseriti. Ecco perché si spiega che in 2 anni le azioni Volkswagen sono scese da 228 a 83 euro e quelle della Bayer da 70 a 20 euro, mentre il PIL tedesco continua a scendere. Insomma, un disastro. Già, un vero disastro e un vero declino per la Germania che ha sempre avuto questo. D'altronde è una nazione che nel suo inno nazionale c'ha Germania Uber alles, al di sopra di tutti quanti, siamo i meglio tutti, siamo i migliori al mondo, insomma. Diciamo che è un inno che ha delle pretese che poi devono essere mantenute, mica noi altri che siamo fratelli d'Italia, ci stringiamo a coorte che l'Italia chiamò e poi e insomma il mondiale dell'82, del 2006, 34 e 38 tetracampioni. Olè. Va bene, allora bella gente, sono le 18:18 minuti, diamo un'occhiatina alle agenzie nel mentre. L'ANSA, la nuova commissione chiusa l'intesa sulle nomine UE, inserate i voti su Fitta e Ribera, l'accordo riguarda tutti i candidati, spiegano fonti parlamentari qualificate all'ANSA. Popolari, socialisti, liberali confermano stasera alle 19 la riunione per il voto. Bonus per le paritarie, Fratelli d'Italia non segnala l'emendamento, da Leo nuove proposte sull'IRPEF, il provvedimento, nuovo codice della strada e legge, arriva la super stretta. Vediamo che cosa è accaduto, insomma, sapete che il nuovo codice è un codice molto draconiano su alcune cose e direi che su certe cose è ampiamente condivisibile. Andiamo a vedere codice della strada 2024, le novità. Siamo sull'ADN Cronos adesso, dalle multe alla patente sospesa, dall'alcol all'eccesso di velocità. Il nuovo codice della strada 2024 potrebbe entrare in vigore prima dell'estate del prossimo anno, fa che ci sono i 150 all'ora. Dopo il via libera dalla Camera è arrivato l'ok del Senato. Il nuovo codice della strada 2024 potrebbe entrare in vigore prima dell'estate del prossimo anno. Dalle sanzioni per chi guida sotto l'effetto di droghe e alcol alla sospensione della patente, scrive l'ADN, dalle limitazioni per i neopatentati alle multe per eccesso di velocità, dai monopattini all'abbandono di animali, molte le novità in arrivo. Sentite un po' qua.
Vengono modificate all'articolo 1 in senso restrittivo le disposizioni in tema di guida in stato di ebbrezza, molto bene, e dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti, sacrosanto, prevedendo tra l'altro in alcuni casi di adottare sul veicolo un sistema alcolock sul veicolo. Chi viene trovato al volante con un tasso alcolemico compreso tra 0,5 e 0,8 grammi litro si vedrà comminare una multa compresa tra 573 e 2170 euro, oltre alla sospensione della patente da 3 a 6 mesi. Se a un automobilista viene riscontrato un tasso alcolemico tra 0,8 e 1,5 grammi litro, la sanzione è sia detentiva che pecuniaria, arresto fino a 6 mesi, ammenda da 800 a 3.200 euro. Patente sospesa da 6 mesi a 1 anno. Sulla patente inoltre verrà apposto un codice che indicherà che quel conducente non può più bere prima di mettersi alla guida. Zero alcol, quindi. Con tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi litro, le nuove norme prevedono arresto da 6 mesi a 1 anno, ammenda da 1.500 a 6.000 euro, sospensione della patente da 1 a 2 anni. Inoltre è prevista una limitazione alla guida. Un codice indicherà appunto che ci si potrà mettere solo al volante di veicoli dotati di un dispositivo per cui il guidatore, prima di accendere la macchina, deve soffiare nell'apparecchio. Se viene rilevato un qualsiasi tasso alcolemico nel fiato, la macchina non parte. L'indicazione di questi codici resta sulla patente per 2 anni per il caso della contravvenzione più lieve, 0,8-1,5 grammi litro, 3 anni per il caso della contravvenzione più grave, sopra 1,5 grammi litro, oppure un tempo maggiore se lo decide la commissione medica competente per i rinnovi della patente. Indipendentemente dal livello d'alcol, ogni violazione prevede una decurtazione di 10 punti dalla patente. Se la violazione avviene utilizzando l'auto di un'altra persona, la sospensione si raddoppia, e se nei 2 anni successivi si ripete la stessa violazione, la patente viene revocata. Il mezzo viene poi confiscato a meno che non sia di proprietà altrui. Per quanto riguarda la droga, scrive sempre l'ADN Cronos, viene abolito il requisito dello stato di alterazione per definire il reato di guida sotto l'effetto di droghe. Basterà essere positivi al test per accertare la presenza di sostanze nell'organismo. Se gli agenti dovessero ritenere che un conducente sia in stato di alterazione conseguente all'uso di stupefacenti, potranno effettuare sul posto un prelievo di saliva. Se ciò non fosse possibile, il conducente sarà accompagnato in strutture sanitarie fisse o mobili, pubbliche o accreditate, per il prelievo di campioni di liquidi biologici. Basterà l'esito positivo negli accertamenti preliminari per far scattare il ritiro della patente. Patente revocata fino a 3 anni nel caso che i test facciano emergere l'uso di stupefacenti. Ancora, una delle modifiche che aumenta di 1/3 la pena è quella per chi si rende colpevole dell'abbandono di animali per strada, anche se questo gesto non provoca incidenti. Se si utilizza un veicolo per l'abbandono, si rischia la sospensione della patente da 6 mesi a 1 anno. Se invece l'abbandono di animali mette in pericolo altri utenti, sono previste le sanzioni fissate per i reati di omicidio stradale e lesioni personali stradali o gravissime. Vediamo le limitazioni per i neopatentati. Viene allargato almeno per il primo anno lo spettro dei modelli ammessi, ma si allunga il periodo di vincolo. Infatti ora è previsto che per i primi 3 anni dal conseguimento della patente B non possano essere guidati veicoli con potenza superiore a 75 kW a tonnellata, circa 100 cavalli, e comunque con potenza anche elettrici o ibridi superiore ai 105 kW per tonnellata. Rispetto alle norme attuali significa che i neopatentati potranno guidare modelli più potenti nel primo anno, ma viene introdotta una restrizione per i 2 anni successivi al primo. Veniamo ora ai limiti di velocità, eccesso di velocità. Una delle modifiche più controverse, scrive l'ADN, riguarda l'introduzione del principio secondo cui nel caso di violazioni ripetute entro la stessa ora e su un tratto di strada che ricada nella competenza dello stesso ente, per esempio una strada comunale o una statale, le multe non si sommano, ma viene applicata la sanzione prevista per la violazione più grave aumentata di 1/3. Per violazioni di oltre 10 km e non oltre i 40 dei limiti massimi di velocità, la sanzione va da 173 a 694 euro. Nel caso di eccesso di questo tipo ripetuto all'interno di un centro abitato per almeno 2 volte nell'arco di 1 anno, è prevista una multa da 220 a 880 euro
e sospensione della patente da 15 a 30 giorni. Assicurazioni: diventa a carico del proprietario di un veicolo l'onere di verificare che esso sia assicurato, anche quando sia nella legittima disponibilità d'altri. Viene poi potenziato il sistema di verifica della copertura assicurativa mediante incrocio dei dati. Monopattini e bici. Le nuove norme stabiliscono l'obbligo del contrassegno per tutti i monopattini. Era ora, grazie, finalmente, che dovranno essere muniti di indicatori luminosi di svolta e freno, nonché di contrassegno di riconoscimento assimilabile alla targa. Obbligo del casco per tutti i conducenti, oggi solo per i minorenni, divieto di uscire dai centri urbani, assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile, per le violazioni è prevista una multa tra 100 e 400 euro. È vietato circolare contromano, mentre l'utilizzo sarà consentito solo su strade urbane con limite fino a 50 all'ora. Per questo le società che gestiscono monopattini in sharing dovranno installare sistemi che blocchino il mezzo in caso di utilizzo fuori dalle aree consentite. Rivista anche la circolazione delle biciclette, con la modifica di alcune definizioni legislative e delle regole del sorpasso, con l'obbligo condizionato del mantenimento di una distanza di sicurezza non inferiore a 1,50 m in caso di sorpasso. Tra l'altro, le nuove norme vogliono contrastare il fenomeno della guida in contromano, prevedendo la confisca obbligatoria del veicolo qualora un incidente derivante da circolazione contromano in corrispondenza di curve, raccordi convessi o in ogni altro caso di limitata visibilità porti alla morte o alla lesione grave di una persona. Cellulare alla guida. La riforma prevede nel caso di una prima violazione una multa minima di 250 euro con sospensione della patente compresa tra 15 giorni e 2 mesi e perdita di 5 punti. Alla seconda violazione la sanzione sale a 350 euro e i punti decurtati saranno da 8 a 10 con patente sospesa da 1 a 3 mesi. Viene poi introdotto, scrive ancora la DN Cronos, l'istituto della sospensione breve delle patenti di guida che si aggiunge alla sottrazione dei punti. Provvedimento automatico che non richiede provvedimento del prefetto, che si applicherà già alla prima violazione ma solo se il conducente ha meno di 20 punti patente. 7 giorni di sospensione se si hanno dai 10 ai 19, 15 giorni di sospensione da 1 a 9 punti. Nel caso in cui l'automobilista sia responsabile di un incidente, la sospensione raddoppierà a 14 e 30 giorni. Il provvedimento è previsto per mancato uso della cintura di sicurezza o seggiolini per bambini o dispositivi antiabbandono, uso del telefono durante la guida, mancato uso del casco, mancato rispetto dei segnali di senso vietato e divieto di sorpasso, mancato rispetto del semaforo, circolazione contromano, mancata precedenza, sorpasso a destra, inversione del senso di marcia in intersezioni, curve o dossi. Per quanto riguarda poi le auto storiche, per entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni, si dovranno individuare le modalità di accesso alle aree ZTL dei veicoli riconosciuti come storici. Sì, ma il limite di 150 all'ora c'è o no? Limite, vediamo un attimo, 150 orari, nuovo codice. Perché capisco tutto, però vediamo un po'. Ai. Quando arriverà il limite dei 150 all'ora? Per adesso non ce ne sono, ahimè. Niente, per adesso non si potrà. Io comunque continuo a pensare che si possa avere un innalzamento del limite di velocità autostradale, perché io capisco tutto. Parentesi, le norme sul contromano sono sacrosante. Ve ne voglio raccontare una di ieri mattina. Arrivo a questo ponte a Castano Primo, generalmente è regolato con il semaforo. Siccome era prima delle 7 del mattino, il semaforo era spento, c'era la luce gialla lampeggiante. Arrivo lì, mi infilo sul ponte e il ponte ha il segnale, quello di cedere il passo, no? La freccia rossa in alto e quella in basso, quella nera in basso. Per cui chi impegna per primo la strettoia o il ponte, in questo caso, chi è dall'altro lato deve educatamente aspettare che passi il primo e dopo ti infili tu e prendi questo diritto di passaggio.
neanche per idea. A metà ponte mi vede arrivare sparato a tutta birra uno con un'auto tedesca che si chiama come un famoso gioco praticato in Inghilterra, peraltro in versione cabriolet, quindi immaginate come doveva essere bello fresco, e questo qui si infila sul ponte fottendosene del fatto che io ero nel mio pieno esercizio del mio diritto, quindi era tecnicamente contromano. Passa facendo finta di niente, mi giro, lo guardo, un boomer con la barba dalla faccia di idiota. Proprio un idiota. Vorrei che lo sapessi, caro amico, che hai rischiato l'incidente sul ponte a Castano Primo. Sei un imbecille, ecco cosa sei. Rispetta i segnali stradali, imbecille. Bene, e con questo sfogo, perdonate se faccio questo uso privatistico del mezzo, però vedete, c'è purtroppo della gente. Poi, tra l'altro, vogliamo parlare di quelli in bicicletta che vanno contromano? Che siccome hanno la bicicletta si sentono in diritto di fare quello che vogliono. Ora, io non ho niente contro chi, con tutto il rispetto delle regole del codice della strada, sceglie di andare in bicicletta, dimagrire, fare movimento, stare meglio. Mi sembra una cosa più che dignitosa e più che civile. Non ne ho per quelli che invece, siccome hanno la bicicletta, si infilano contromano ovunque e pretendono di avere ragione e ti urlano pure contro. Quelli sono veramente i peggiori, che sono un po' come quelli che, siccome hanno i bambini molto piccoli al ristorante, pretendono di fare tutto il casino che vogliono. Lorenz, secondo te qual è la categoria di imbecilli al volante che tu proprio non riesci a tollerare? Al volante è difficile, perché è una roba che va da persona a persona, secondo me. Però quelli lì che, ecco, che non danno le precedenze, Sì, prima di tutto. anche quelli che non usano le frecce, specie in autostrada. Esatto, quelli che se la prendono, dico, poi la precedenza, capito? Perché sembra Sì. che è un diritto, vabbè. Sì, esatto, sì, quelli, ma questa è tutta gente che mentre fanno queste cose la moglie li sta tradendo e fa bene a farlo, perché specialmente quelli che non mettono le frecce in autostrada o quelli che ti camminano attaccati al sedere e ti fanno i fari. Generalmente hanno automobili tedesche, ma il migliore di tutti è stato 2 settimane fa sulla superstrada di Malpensa, 100 all'ora in galleria, quindi nel rispetto dei limiti, un camion davanti a me nella corsia di sorpasso. Quindi che fai? Aspetti che il camion, con tutta la sua calma, giustamente, non essendo un'automobile molto veloce, molto potente, aspetti che faccia la sua manovra e si rimetta serenamente a destra. È una cosa normalissima. E arriva lui, con un'auto tedesca, anche qui di una marca famosa molto costosa, e con questo carro funebre, così avete capito di che marca era, con questo carro funebre tedesco mi arriva in coda e mi si mette a 10 centimetri dal posteriore della macchina. E sapete cosa fa? Comincia a farmi nervosamente i fari. Io avevo un camion davanti e un'automobile alla mia destra. Secondo voi, in quel momento, con chi la moglie stava tradendo questo signore? E perché proprio con l'idraulico? Pausa e poi torniamo dopo Bulldog Doggy Doggy 1975. Andate piano. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio.
L'amica degli animali con Paola D'Amico. Dai Bulldog, Doggy Doggy del 1975, eccoci qua alle 18:37 minuti e 20 secondi sulle magiche onde di Radio Libertà in compagnia della nostra Paola D'Amico, anzi sua soavità Paola D'Amico che grazie a Dio mette le frecce, rispetta i limiti e soprattutto, ecco, vorrei chiudere la questione del codice della strada. Soprattutto Paola D'Amico non è come quei 4 rimbambiti che si comprano automobili pagando rate in eterno, poi però li vedi che parlano al telefonino tenendolo in mano, perché loro, oddio, non ho saputo configurare il viva voce. Pensate, io ho una macchina del 2000, appunto, l'Alfa 166, che il viva voce non ce l'ha, per cui ne ho comprato uno che si monta sul parasole, collegata all'iPhone. Sappiate, e ve ne siete accorti qualche volta, specie nelle prime edizioni di Zoom, mi è capitato di condurre la trasmissione dalla macchina e tranquillamente l'ho potuto fare perché col viva voce avevo le mani sul volante, potevo parlare e condurre mentre arrivavo qui direttamente in radio. Per cui a me 30 euro e ho risolto il problema. C'è gente che ne spende 80.000 e non sa come risolvere il problema. Anche qui la domanda è: con chi secondo voi la moglie tradisce questi signori? Scriveteci. Prego Paola. No, ti posso tranquillizzare, io guido poco e per scelta se guido non rispondo al telefono, neanche con l'auricolare via voce, ma non solo, ho smesso anche di rispondere al telefono quando sono per strada da un po', perché ho deciso che non voglio più distrazioni, ma l'altro giorno una collega hanno rubato al volo un telefonino mentre era per strada e questo mi ha fatto capire che fosse proprio il caso di essere molto prudenti. Quindi quando cammino, quando sono fermo rispondo, appunto. Ecco, Cioè, a proposito, forse non sono più multitasking, diciamo. Ed è giusto così. E chiudiamo infine con 2 immagini orribili: quelli che vanno in bicicletta sotto la pioggia tenendo con una mano l'ombrello, oppure sui marciapiedi. Esatto, sui marciapiedi, oppure che tengono all'orecchio il telefonino mentre pedalano. Io ho visto anche abomini di questo genere. Esatto, Anche qui esatto. la domanda è: con chi secondo voi la moglie tradisce questi signori? O il marito, Esatto. o il fidanzato? Noi qui non ci facciamo preclusioni. Allora Paola, stasera parliamo di anguille e balene dello Sri Lanka. Mi hai incuriosito. Cos'è sta storia? Sono entrambe 2 ricerche molto carine. Una è proprio recente, l'ho ricevuta oggi, dalla Università di Ferrara di Padova e del CNR, una ricerca sulle anguille. È affascinante il tema perché insomma nelle valli comarche sappiamo si consumano anche le anguille e pare molto gradite, insomma, chi ha una buona forchetta, chi ha un buon palato. Io non ho mai mangiate, però si mangiano. Ma le anguille, questo studio che ha preso in esame proprio questa popolazione di anguille, dimostra praticamente che anche nel mondo delle anguille la diversità è resilienza, aiuta la resistenza, fortifica, rende più forti. Quindi è un messaggio importante che arriva dalla natura per capire la nostra, diciamo, civiltà. Dobbiamo pensare che le diversità sono un arricchimento, mentre al momento spesso sono solo una ragione di conflitto. Invece no. Perché è importante? Perché intanto questa è una specie, come tante, a rischio di estinzione, perché c'è molta pesca illegale, non solo per questo, insomma, diciamo che fanno dei lunghi viaggi e in questi lunghi viaggi i pericoli sono numerosissimi. Ma sarei in presente, no, su questi pesci che hanno una forma molto particolare, ricordano un serpente, però hanno una capacità di adattarsi strepitosa e colonizzano habitat molto diversi dall'una all'altra, diciamo, famiglia. E durante questa migrazione i ricercatori hanno capito che ce ne sono alcune che potremmo definire esploratrici instancabili, capaci di salire le correnti molto forti, altre si comportano come degli scalatori, cioè superano barriere come dighe sbarramenti. E in soldoni la differenza di comportamento in base al luogo in cui si trovano è quello che li aiuta a sopravvivere,
a sopravvivere, cioè riduce, diciamo, la competizione per le risorse, aumenta per loro la possibilità, la probabilità di sopravvivenza. È una ricerca molto importante che ha coinvolto tantissima gente e è durata moltissimo tempo, in buona parte si è, diciamo, focalizzata sulle anguille del nostro fiume Po. E naturalmente non hanno seguito le anguille, i ricercatori hanno però riprodotto con delle vasche sperimentali molto interessanti i vari ambienti, in particolare sul Po, naturalmente fluviale, e hanno modificato il flusso d'acqua, quindi flussi d'acqua continui oppure grandi scivoli d'acqua, cascate, per imitare delle barriere, e quindi si sono visti comportamenti diversi e la ricerca di una via per proseguire il viaggio da parte dei diversi animali. Le anguille, moltissimi sanno già che le anguille sono praticamente dei pesci che migrano, quindi, e la schiuma, le uova vanno a riprodursi nel mare dei Sargassi, tutte le anguille esistenti. Quindi praticamente le larve di anguilla europea, che all'inizio sono quasi trasparenti e piccolissime, vengono poi trasportate alle correnti marine attraverso l'Oceano Atlantico e dopo aver superato lo stretto di Gibilterra, dopo questo viaggio incredibile, raggiungono le nostre coste. E non finisce qua, perché questa è un'avventura veramente incredibile, si trasformano in piccole anguille che vengono chiamate cieche e lì dal mare, acqua salata, sono pronte a vivere invece in acque dolci e a diventare delle nuotatrici attive. Quindi fanno prima questo viaggio lasciandosi trascinare, però guarda caso arrivano dove devono arrivare, passano quindi nell'acqua dolce, risalgono, diciamo, i loro fiumi, torrenti, finché, diciamo, un DNA probabilmente ha conservato una memoria ancestrale, arrivano nel loro luogo, nel loro habitat, e quindi lì praticamente crescono e si riproducono. Quindi quando un pescatore di anguille becca un'anguilla, diciamo, a comacchio, deve immaginarsi che dietro a quell'anguilla, a quella serpentacqua, c'è una storia veramente incredibile. Comunque queste anguille studiate sono state prese nel delta del Po, che è particolarmente ricco, e la loro personalità migratoria è stata studiata, analizzata. E ripeto, uno dice, ma che fanno? La gente si mette a studiare le anguille, gli spostamenti. Sì, perché sono comunque animali che non sono molto conosciuti, cioè si sa che c'è un calo di popolazione, ma non è facile studiarli, proprio anche perché hanno questo atteggiamento, questo comportamento incredibile. Vanno a fare uova nel mare Sargassi e ritornano poi i piccolini qua. Io la trovo veramente una storia affascinante e incredibile, soprattutto per c'è qualcosa di potente, no, nello spostamento di questi animali. Certo. E poi non solo, se un habitat diventa inospitale, praticamente ci sono comunque anguille in altri luoghi che garantiranno la sopravvivenza della specie. Quindi se l'anguilla è capace di trascinarsi dove non c'è acqua finché non trova acqua, quindi è veramente un simbolo di resistenza, un animale strepitoso. E un tempo, diciamo, che dice appunto un ricercatore che ha guidato questo studio dell'Università di Ferrara, Giuseppe Castaldelli, ha detto che praticamente un tempo questi animali, alcuni esemplari, raggiungevano persino i laghi morenici ai confini della Svizzera. Ed è anche stupefacente come li conosciamo molto bene dal punto di vista alimentare, ma cominciamo a conoscerli solo adesso i loro comportamenti, no? Certo. E come quel ricercatore che ha detto che quando la specie uomo non ci sarà più sulla Terra saranno i polpi a dominare il mondo, no? Un po' un paradosso. Ma però davvero? ci è voluto molto tempo per capire che i polpi hanno 8 cervelli, no? Quindi sanno fare cose che noi manco immaginavamo fino a qualche decennio fa. Comunque la biodiversità è anche questo, in soldoni. Cioè, se vogliamo, diciamo, noi pensiamo che per proteggere la biodiversità è sufficiente salvaguardare le varie specie. In realtà biodiversità vuol dire anche le differenze di comportamento dentro ad una singola specie, quindi le diverse strategie migratorie che si osservano nelle anguille sono una parte di questa biodiversità.
dobbiamo veramente diventare molto elastici, aprire la nostra mente e rimanere affascinati dalla natura che continua veramente, è incredibile, a riservare delle scoperte. L'altra cosa molto bella, anche questa è una ricerca recentissima, ci porta invece allo Sri Lanka. La cosa più affascinante qui è che le popolazioni che vivono in queste aree del mondo hanno paura degli spazi dell'oceano, cioè non solo impavidi come noi che il mare ci buttiamo, hanno paura dell'acqua. Però questa ricercatrice, questa Asha De Vos, da 20 anni che studia le balene, ed è diventata una delle studiose più interessanti, addirittura la prima donna dello Sri Lanka a ottenere un dottorato di ricerca in un campo correlato alla ricerca dei mammiferi marini, che è una ricerca appunto diciamo più tipica nostra, europei, americani. È bravissima. E cosa è successo? Che lei da piccola, diciamo da ragazza, ancora quando studiava, nel 2003, quindi 20 anni fa, era a bordo di un'area di ricerca vicino all'isola dove abitava e avvistò 6 balene azzurre che si riunivano. Che meraviglia! E le balene sappiamo che, come anche i cappodogli, sono animali gregari, no? Le mamme poi stanno molto insieme quando allevano i loro piccoli, crescono i loro piccoli. E a un certo punto, dietro queste balene, si accorta, la faccio un po' lunga, si diffondeva una colonna di escrementi di balena che andavano in superficie ed erano colorati di rosso. Come e quindi mai? questo ha correlato dicendo: ma come? Allora, che cosa mangiano queste balene? Perché era chiaro, la loro dieta caratterizzava gli escrementi. Scusate il tema, magari ero di cena, però è affascinante anche questo. E in soldoni praticamente dai libri, da quello che aveva studiato, lei aveva capito che, come tutte le balene, le balenotteri azzurre fanno delle grandi migrazioni, andando dalle aree più fredde a quelle alla riproduzione per partorire più calde. Però il fatto che ci fossero queste balene che le secavano in acque tropicali voleva dire che banchettavano abitualmente il posto. Allora ha cominciato a documentare il comportamento di queste balene azzurre dello Sri Lanka e si è accorta in realtà, in molto tempo è servito, che si comportano in modo diverso da quelli di tutte le altre balene del mondo. Intanto non mangiano il krill, sono quei microorganismi che se si va a in mare aperto, dove abitano loro, sono anche nelle nostre zone della Liguria, tra Liguria e Francia, nel famoso santuario dei cetacei, di notte si vede questo krill che lampeggia con la luce della luna, no? Loro no, mangiano gamberetti, quindi hanno già una piccola alimentazione modificata. E poi hanno dei canti che differenziano dalle altre balene, ma soprattutto non si spostano. Cioè queste balene, balenotteri azzurre, restano praticamente sempre nelle acque tra Sri Lanka, Oman, Maldive. E quindi sono praticamente le uniche balene azzurre che non migrano nel mondo. Vuol dire che lì trovano riserve di acqua ricca, di nutrienti, di cibo sufficiente e costante, diciamo, a farle vivere bene. E a questo punto, dopo che lei, con la forza di una donna appassionata, è riuscita a dimostrare scientificamente con i suoi dati che erano veramente un'unicità queste balene azzurre dello Sri Lanka, le hanno anche chiamate come una sottospecie con un nome un po' strano, Balinoptera musculus indica, per differenziarle dalle altre. E però anche questo è un esempio, quando si parla di biodiversità, interessantissimo, perché lei è riuscita a far cadere, diciamo, un monologo, no? L'idea che tutte le balene migravano acqua fredda, acqua calda, a seconda delle stagioni, per poter mettere al mondo i loro piccoli. E adesso naturalmente questa specie così unica, così diversa, grazie alle ricerche di questa donna ormai un po' più adulta, sono state dichiarate una specie protetta, insomma, nel senso che le balene ancora da qualche parte del mondo le uccidono e si le mangiano probabilmente. Vedesi Però, il Giappone. Sì, ma penso anche nei paesi del nord, credo, non sono molto documentata, cerco di evitare queste notizie, francamente Ecco. mi lascia un po' così. Ha ricevuto anche dei riconoscimenti internazionali, e quindi è stata
considerata dai famosi Teddy Senior Fellow una delle 100 donne più influenti del 2018 ancora, e anche secondo la BBC, perché lei appunto voleva portare un cambiamento anche di approccio dei suoi connazionali all'oceano. Mi ha detto, gli dico le sue parole: voglio che le persone si innamorino dell'oceano, per riconoscere l'oceano come questo spazio incredibile che è vivificante in così tanti modi. E perché? Perché appunto i suoi compatrioti hanno paura dell'oceano, la considerano una grande bestia da evitare, a meno che appunto non siano pescatori, che non hanno scelta che fare quel lavoro, ma tutti gli altri si raccontano, tramanda storie di gente che per mare non è tornata, e lei invece appunto dice: c'è gente che vive sull'isola, non so, la perla dell'Oceano Indiano, e non ha mai imparato a nuotare. E lei dice: questa disconnessione con il mare non va bene, insomma, perché dobbiamo imparare ad amarlo, conoscerlo e a guardarci dentro. E quindi io penso che queste due storie siano veramente simpatiche, anche perché lei adesso sta facendo una battaglia che anche da noi si fa, ma è un po' silenziata, per proteggere questi animali, questi colossi del mare, questi mammiferi, dagli urti con le navi. Un tema di cui non si parla quasi mai, salvo quando una nave arriva in porto con spiaccicato sul muso un capodoglio e una balena. A volte è capitato, questo in Liguria, anche allora. Successe nel 1958 alla Cristoforo Colombo, la gemella dell'Andrea Doria. Finì sulla copertina della Domenica del Corriere. Tornava dall'America, mentre saliva da Napoli verso Genova, per dirla alla calabra, si incarrò un capodoglio. Lo prese di prua, sì. Certo, perché vanno talmente veloci, cioè non sembra, ma vanno talmente veloci che tu non le vedi. Cioè, una balena, un capodoglio possono pure avere una loro spinta, no? Idrodinamica, però se la nave arriva, la nave mica si sposta. Invece le battaglie che ha fatto questa donna, Ashley Voss, in tutte le sue battaglie di studi, eccetera, praticamente lei è riuscita a ottenere che una delle compagnie più grandi di trasporto a container, risparmio il nome perché io con l'inglese non vado molto d'accordo, ha annunciato nel 2022 che avrebbe iniziato un programma per ridurre la velocità dei scenari durante i viaggi attorno a queste isole che vengono frequentate dalle balene. E questa credo che sia una cosa veramente molto bella. Decisamente, Paola. Paola, senti, ci stiamo avviando alla conclusione di questo tuo segmento. Che buone notizie ci racconti oggi? Che è anche il tuo bel dorso. Che buone notizie. Oggi ho lavorato molto sul web e perché oggi è la giornata mondiale dell'infanzia. Un giorno all'anno ci ricordiamo che i bambini vanno tutelati, difesi, protetti e anche ascoltati. Però nel frattempo continuano a morire i bambini nel mondo, perché ho visto i numeri soltanto di quelli che sono morti in Ucraina, 24.000, è spaventoso, ma non è che in Palestina vada meglio, e non soltanto, perché ci sono miliardi nel mondo in cui ci sono, che in questo momento un bambino su 5 pare essere a rischio nel mondo per i conflitti, ed è tantissimo. E poi domani invece è la giornata degli alberi, e quindi noi siamo usciti con Stefano Mancuso che parla di alberi, dice togliere le strade e mettere gli alberi. Sono abbastanza d'accordo con lui. Sto giusto osservando un piccolo spazio dove c'era un fatiscente capannone a Cremona e ci chiediamo sempre in marito: ma lì metteranno qualche albero? Perché in realtà non ce ne traccia. Ecco, quindi in giornata degli alberi cerchiamo di godere del meglio che c'è, di guardarci attorno e di tutelarli, di non parcheggiare con le nostre ruote, le nostre macchine sulle radici degli alberi, perché ferire un albero, parcheggiare, rovinare la corteccia significa aiutarlo a morire, perché è come la loro pelle, no? Una ferita da cui poi possono entrare batteri, virus e tant'altro. Cioè, rispettiamo gli alberi. Se un albero non viene toccato, non viene danneggiato, può vivere veramente anni, centinaia. Lo dimostrano le querce, no? Gli alberi storici, faggi secolari nei nostri Appennini, no? Appennino toscano, ma anche in Calabria. Certo. La SILA ha ospitato di recente una convention di tutti i parchi, tutte le aree di biosfera italiane,
che si sono cimentate in un concorso che si chiama Ubsidium, molto bello, in cui praticamente i ristoratori locali partecipano portando cibo innovativo ma fatto con i prodotti locali. Erano tutti quanti sulla fila e mi ha raccontato alcune persone che arrivano dal Parco dell'Appennino toscaniano che hanno visto dei paesaggi che loro non immaginavano, perché poi conosciamo poco, no? Andiamo avanti per luoghi comuni. Quindi noi abbiamo alberi che vivono centinaia di anni, okay? Le querce, i tigli, dei tempi che risalgono ai tempi di Leonardo da Vinci. Dobbiamo ricordarci di questo. Anche gli alberi sono creatori viventi. Esatto, questa è la cosa più importante, averne rispetto. Grazie Paola, come sempre. Ciao Antonino, buonasera a tutti e a tutti e alla prossima. Al piacere di ritrovarci tra una settimana, grazie ancora. Allora, bella gente, noi siamo arrivati a questo punto e adesso ci prendiamo un momento di pausa e poi torniamo con Gianni Pettenati, Ragazzi di bandiera gialla, 1966. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Gianni Pettenati, Ragazzi di bandiera gialla, 1966. Pensare che nel 65, quando la Rai diede il via a questa trasmissione affidandola a un giovane disc jockey che nemmeno si chiamava allora in questo modo, ovvero sia Gian Domenico Boncompagni, alias Gianni Boncompagni, essendo una trasmissione per i ragazzi, una trasmissione quasi eretica rispetto a ciò che era stato prodotto alla Rai fino ad allora. E che cosa c'è? Si decise di segnalare questa differenza con la bandiera gialla, appunto, che sulle navi rappresentava gli appestati. Questo per dire che era un programma completamente diverso. Caro dottor Danna, l'unico limite è quando premendo sull'acceleratore la macchina non aumenta più la velocità. Saluti Silvio.
Silvio, questa è una frase un po' a doppio taglio, perché la macchina potrebbe anche non aumentare la velocità a tavoletta, tipo 250 all'ora, se uno ha un'auto abbastanza potente, quindi io ci sarei un po' attento. Allora, lunedì abbiamo avuto la trasmissione che è stata sulle elezioni regionali. Naturalmente noi eravamo pronti e quindi questa sera recuperiamo come si dice, la grande città con Carla De Bernardi, e recuperiamo un colloquio che io ho avuto con l'amico e collega Pino Ciociola, valentissimo inviato di Avvenire, che è stato in Spagna ora che i riflettori si sono spenti e dove il dolore però non è finito. Allora io vi lascio con questi due interventi, ci salutiamo poi con la sigla finale, Harold Melvin and the Blue Notes, Don't Leave Me This Way del 1975. Buon ascolto, a domani, ci sarà Gabriella Ronza, Carlo Cambi e molto molto altro ancora. E ricordate che the best is yet to come, il meglio deve ancora venire. Vi ha parlato Antonino Danna, buonasera. Va ora in onda La grande città con Carla De Bernardi. Si può vivere anche a Milano, nel cuore della città. C'è tanta gente in giro per le strade, c'è tanta elettricità, sia tutto portata di mano. Non si scappa dalla realtà. Alle 4 del mattino Milano diventa un posto molto strano. Oh, e finalmente questa sera ci prendiamo la rivincita sui capricci della tecnologia, perché abbiamo tutta la possibilità di colloquiare con la nostra Carla De Bernardi, che è andata in un paese qui vicino. Dove sei stata, Carla? Allora, sono andata, in realtà non è un paese ma è una città, perché ha avuto negli anni '80, mi Ecco qua. pare, Sì. la denominazione di città. E quindi Sì. è una città, Cernusco sul Naviglio. Fa parte della, come si chiama, della città metropolitana, no? La città metropolitana che è un po' come l'araba fenice, che ci sia, ciascuno lo dice, dove sia nessuno lo sa, perché la città metropolitana di Milano in realtà non esiste. Il sindaco della città metropolitana è lo stesso sindaco di Milano e quindi sorvoliamo. Comunque fa parte dei 134, 5, non mi ricordo quanti comuni della città metropolitana. Sono andata a Cernusco sul Naviglio perché dopo aver fatto il mio ultimo libro, lo sai, no? Su tutti i quartieri, Affori, Baggio, eccetera, eccetera, ho detto: e adesso cosa posso fare? Soprattutto non tanto che libro posso scrivere, che ne verrà fuori un libro comunque, ma dove posso andare a fare quello che a me piace fare, e cioè camminare, guardarmi intorno, infilarmi nei cortili, chiedere alle persone la loro opinione sulla loro città o sul monumento, oppure andare a cercare un ristorante di cucina possibilmente milanese o lombarda, e quindi ho deciso di andare a Cernusco. Cernusco non è la partenza del Naviglio della Martesana, ma è sul Naviglio della Martesana. Il Naviglio della Martesana parte da Trezzo d'Adda, no? Da Concesa, e si stacca proprio dall'Adda. Era detto Naviglio piccolo, è stato fatto alla fine del 400 dai Visconti, e poi è stato perfezionato tecnicamente da Leonardo, che ha fatto delle chiuse, insomma, e arrivava poi fino a Milano. Ne abbiamo parlato tante volte, non credo che sia il caso di ripeterlo. Comunque arrivava a Milano, al laghetto di San Marco, in via San Marco, dove c'è ancora una chiusa ben conservata, una chiusa leonardesca, la si può vedere ancora adesso. Arrivava fin lì, poi da lì prendeva la strada del Naviglio Grande e arrivava in Darsena. Quella tratto lì tra l'attuale Melchiorre Gioia e Porta Nuova, cioè dove c'è la chiusa sull'ex bacino di San Marco, è stata chiusa negli anni 60 e scorre sotto Melchiorre Gioia da Cassina de Pom e poi si butta nel Re dei Fossi, se non ricordo male, e quindi non scorre più in superficie, se non
da Cassina de Pom, che è proprio su via Melchiorre Gioia. Ne abbiamo parlato anche per quel ponte che è crollato e ha fatto fuori un poveretto, ti ricordi, c'era un anniversario recentemente, ne abbiamo parlato. Da Cassina de Pom a ritroso arriva fino a Trezzo d'Adda. E invece da Trezzo d'Adda si stacca e arriva appunto fino alla Cassina de Pom e poi si interra, anzi viene tombinato, credo che sia il termine giusto. Quello che io voglio fare è appunto partire da Concesa, da Trezzo, visitare tutti i paesi e le cittadine che fanno parte di questo parco della Martesana, che era detto appunto Naviglio Piccolo, non so se l'ho già detto, per distinguerlo dal Naviglio Grande, e farmi tutti questi paesi, villaggetti che sono ricchissimi di monumenti, di chiese antiche, di verde, perché è proprio un parco della Martesana, è proprio Sì, è bello. bellissimo, e anche se la Martesana ha delle criticità anche quella, perché ci buttano dentro di tutto, non è pescosa, diciamo. E questi paesi, queste cittadine, questi villaggi hanno tutte delle cose molto molto belle, ville di delizia, perché tu sai che i milanesi avevano questo vezzo di costruirsi delle ville di villeggiatura, da cui villeggiatura, nei dintorni di Milano, in campagna, Infatti. perché ci dovevano andare in carrozza. E sul naviglio della Martesana, ecco, nella foto che fai vedere, questa è dunque, che villa è questa? È il retro, sì, è il retro del municipio. Villa Greppi, Villa Greppi, Greppi Biancani, mi sembra che si chiami. Aspetta che te lo dico, perché così. Vabbè, comunque adesso Villa Greppi, sì, Biancani Greppi, che ha tutta una storia sua molto particolare, adesso è sede del municipio. Queste ville di delizia erano particolarmente pregiate quelle sul Naviglio. Il Naviglio nel 7-800 era considerato le ville sul Naviglio erano considerate erano di grandissimo pregio architettonico e appartenevano appunto a queste grandi famiglie, no? Se ne vedono ancora anche a Crescenzago, se uno va solo fino a Crescenzago senza arrivare fino a Cernusco o fino a Trezzo, trova queste ville di delizia che erano appunto le ville dove i ricchi, che avevano lì intorno le campagne, perché c'erano i campi intorno all'epoca, avevano le loro campagne e avevano la loro villa signorile, la loro villa patrizia. E a Cernusco ce ne sono diverse, tutte molto belle. Una è appunto la villa Biancani Greppi, che adesso è municipio, e che ha un bellissimo, per entrare c'è un grande portale di pietra, poi entri in questo giardino e c'è questa villa neoclassica che apparteneva a questa famiglia Biancani, che aveva un rampollo molto discusso, e che tant'è che finì credo ghigliottinato, comunque giustiziato dagli austriaci, perché questo qui faceva il doppio gioco. Era figlio di questo ricchissimo Biancani che gli aveva lasciato una fortuna, e lui faceva il doppio gioco con gli austriaci e gli spagnoli. Insomma, in questo doppio gioco che fece, a un certo punto gli spagnoli, come si chiamano, gli austriaci si arrabbiarono molto e lo giustiziarono. E quindi questa è una delle ville. Di fronte alla villa c'è una bellissima scultura, vedi che la si vede tra le i cifre. tromboni. Sì, che è un'accumulazione, eccola lì, ci sei appena, questo qui vedi, è un'accumulazione di tube, infatti si chiama tuba mirum, questa, che tra l'altro tuba mirum mi sembra che sia anche uno dei passaggi della Messa da Requiem, se non ricordo male. Nella Messa da Requiem di Verdi non c'è un brano che si chiama proprio tuba mirum, forse sto dicendo una sciocchezza, ma non credo, e lo controllerò. E questo tuba mirum, vedi, Armand è un esponente del Nouveau Realisme, che è quella corrente di arte che fu codificata dal grandissimo Pierre Restany. Sì, per la precisione si chiama Dies Irae e Tuba Mirum, dalla Messa da Requiem. Dies Irae e Tuba Mirum, me lo ricordavo perché la Messa da Requiem di Verdi è una delle mie grandi passioni.
quando mi devo, come dire, rilassare, invece di sentire i notturni di Chopin, sento la messa da Requiem. E questo Tuba Mirum di Armand, vedi, un'accumulazione di tube per l'appunto, no? Di bassotube. E lui, Armand, che era appunto un esponente del Nouveau Realisme, io tra l'altro Pierre Restany, che era il loro critico, quello che ha creato il movimento del Nouveau Realisme, a cui apparteneva anche Christo, tanto per capirci, io l'ho conosciuto Restany, perché Restany venne una volta agli Amici della Scala, dove io facevo la fotografa volontaria e facevo l'assistente della presidente, Anna Crespi Morbio, e venne Pierre Restany, un signore con una enorme barba, pepe e sale. Nella barba affondava un sigaro di cui si vedeva soltanto il mozzicone, imponente, un signore non tanto alto ma largo, diciamo, con questa bellissima faccia, questa bellissima barba bianca. Tra l'altro di Pierre Restany io ho delle foto, perché appunto facendo la fotografa degli Amici della Scala, tra gli altri ho fotografato anche lui, ed è una delle mie foto a cui sono molto legata, perché poi l'ho colto in una serie di espressioni successive e quindi ho tutta la sequenza dei suoi sguardi, no? E quindi un bel personaggio da conoscere, da fotografare. E Armand era proprio l'artista delle accumulazioni, cioè lui mette insieme tanti strumenti musicali ma anche altri oggetti, ma soprattutto gli strumenti musicali. Io ricordo anche dei violini di Armand, e anche nelle sue tele ci sono dei strumenti musicali che entrano ed escono. E a Milano, al Parco Sempione, c'è una specie di, come si chiama, di eh, anfiteatrino di cemento armato, Sì, che dietro è, l'Arco della Pace. sì, che è un'opera per l'appunto di Armand, tanto per dire. Come sia finita un'opera di Armand a Cernusco sul Naviglio, non te lo so dire. Ho cercato di capirlo, ma non l'ho capito. Vabbè, l'avrà acquistata il comune per qualche motivo che ovviamente a me sfugge. E questa piazza dove c'è l'accumulazione, il Tuba Mirum di Armand, è strapiena di biciclette. Cioè è una piazza praticamente non ingombra, perché sono tutte molto ordinate, ma c'è un quantitativo di biciclette veramente notevole. Probabilmente, anzi, sono sicura la gente ama andare poi a pedalare proprio sul Naviglio. Tu sai che, come dicevo prima, il Naviglio della Martesana oggi parte da Cassina de Pom, ma la ciclopedonale della Martesana arriva fino a Trezzo e poi puoi proseguire fino a Lecco. Fino a Trezzo sono circa 39 chilometri, mi pare, e poi per arrivare a Lecco credo che sfiori il centinaio. E andare in bicicletta in queste zone è bellissimo, perché è veramente un'oasi naturalistica. A Cernusco non c'è soltanto la villa Biancani Greppi come villa di Delizia, ex villa di Delizia, non è sul Naviglio la villa Biancani Greppi, oggi municipio, ma aveva un viale che la portava a una darsena sul Naviglio. Ha un bellissimo giardino molto curato all'italiana. Poi se superi la strada, entri in un altro giardino all'italiana, anche quello con tutte le siepi ben geometriche, ben organizzate, ed è del giardino di un'altra villa che si chiama Villa Lari, di cui non ti ho potuto mandare la foto perché il mio telefonino mi è morto tra le mani quel giorno. Villa Lari è un esempio di barocchetto lombardo invece, Sì. e quella è proprio sul Naviglio della Martesana. Adesso credo che sia chiusa, ha avuto delle diverse, come si dice, destinazioni, tra cui è stata anche, mi sembra, sede di un ospedale, se non ricordo male, e quella affaccia proprio sul Naviglio col suo giardino all'italiana. E qual è questo ospedale Uboldo, la prima foto che mi hai No, l'ospedale mandato? Uboldo è un'altra villa di Delizia, eccola qua, sempre sul Naviglio, e mentre Villa Lari ha un giardino all'italiana, quindi sappiamo cosa vuol dire, no? Vuol dire un giardino con le piante tagliate in un certo modo, con tutta una struttura interna. L'ospedale Uboldo dà su un giardino all'inglese, vale a dire un giardino dove non c'è nessun disegno del giardino, ma il giardino viene lasciato crescere in maniera naturale.
e appunto si chiama giardino all'inglese perché molti giardini inglesi hanno questa caratteristica. E il giardino all'inglese di Villa Uboldo, tra le altre cose, aveva anche un tempietto della notte che oggi non è visitabile, però il tempietto della notte ce n'è uno anche a Milano, a Villa, dunque proprio a Gorla, c'è un tempietto della notte a Villa Finzi. I tempietti della notte sono dei luoghi esoterici, ipogei, che avevano tutta una loro funzione esoterica. Erano tempietti decorati con colonne, statue, dove succedevano delle cose appunto rituali, esoteriche, e a Villa Uboldo c'era un tempietto della notte, lo vedi segnalato da fuori, ma ovviamente non è possibile visitarlo. Quindi fai questo giro tra le ville di Delizia, appunto Villa Lari, il municipio, Villa Uboldo, poi c'è una struttura, un edificio, un opificio industriale molto molto bello, che erano le ex Filande Gavazzi. Le ex Filande Gavazzi si affacciano su una piazza che si chiama appunto Piazza Gavazzi, ed è una struttura cosiddetta a shed. No, non ti ho mandato neanche quella, mi spiace, perché quando il mio telefonino è morto oramai non potevo più fare le foto. L'opificio Gavazzi è una struttura a shed. Hai presente cosa significa struttura a shed? Immagino di sì. Sono proprio quegli opifici, con gli edifici triangolari. Se vai su Wikipedia la trovi, che prendono la luce da dei, come si chiamano, dei lucernari. Sono rivolte a nord con queste grandi vetrate a lucernario che fanno sì che la zona di lavorazione sia illuminata a giorno, e hanno quella classica struttura a triangolo, no? Sono delle sezioni di edificio con il tetto a triangolo, con il lucernario, e poi si ripete, questo modulo si ripete 3, 4, 5 volte, ed è proprio la forma dell'opificio ottocentesco che noi abbiamo preso dagli inglesi, perché le prime strutture di questo tipo sono nate in Inghilterra. D'altra parte l'Inghilterra, lo sappiamo, è la patria della rivoluzione industriale. Ecco, vediamo, no? Se si vede, questa è la struttura shed. Ah sì, questo lo fanno vedere quando l'hanno ristrutturata, eccola qua, perché adesso la Gavazzi è la sede è una casa delle associazioni, e quindi, ecco, vedi, questi sono proprio i lucernari di un tetto a shed. Ma se vai su Wikipedia e metti ex Filanda Gavazzi, trovi proprio l'ex Filanda. Vediamo un attimo, ex Filanda. Aspetta che ti dico il sito. Gavazzi. Allora, ex Filanda Gavazzi, ex Filanda. Eccolo qua, Lombardia Beni Culturali. Esatto, però Ecomuseo Martesana. Quella lì, bravissimo, quella lì. Quella lì, se vai su immagini te la fa vedere. Sta caricando, eccolo molto, qua. molto bella, molto ben tenuta. Credo che adesso sia sede anche della biblioteca. Comunque hanno sede lì delle associazioni che si occupano soprattutto. Eccola qua. Questa è esattamente la struttura shed, e questa è esattamente, vedi, come è oggi. Cioè io l'altro giorno ero lì ed è esattamente così. La cosa carina è che nel parco davanti ci sono degli elementi che ricordano appunto la destinazione di questa filanda nell'Ottocento, perché era una filanda di seta della famiglia Gavazzi, per cui nella piazza per esempio c'è un enorme bruco di bronzo che esce dalla piazza a ricordare appunto che questa era una filanda di seta. La cosa che aneddoto divertente sulla cultura dei bachi da seta, che fu introdotta anche questa dai Visconti. Lo sai che Ludovico il Moro era detto il Moro, chi dice perché aveva la pelle scura, ma in realtà sembra che si chiamasse il Moro perché veniva da il Moron. Il Moron è la bacca del gelso. Quindi Ludovico il Moro, avendo introdotto prima di lui, credo un altro Visconti, ma lui l'ha sviluppata, la Lombardia, il Comascolo era molto forte nella coltivazione
del Baco da Seta, ecco, del Baco da Seta. Tra l'altro la cosa divertente, e questo lo trovi a Crescenzago c'è una villa, Villa Lecchi mi sembra, sì, Villa Lecchi, che anche questa è una villa di delizia che dà sul Naviglio della Martesana a Crescenzago. Scusa, ma ogni tanto c'è un po' di raschietto. Villa Lecchi a un certo punto era stata sede della azienda tessile di Enrico Mangili, appunto, che coltivava bachi da seta, e le lettiere dei bachi, lui aveva, per non buttarle via, le lettiere dei bachi, che evidentemente erano fatte da piccoli cerchietti di carta, di carta, sì, di carta, no? O delle foto, non ti so Eccola dire qua, cosa. Villa Lecchi. Eh? Eccola qua, Villa Lecchi. Ecco, Vilanecchi, esatto. E lui, per non buttare via tutti questi piccoli coriandoli, per l'appunto, che venivano fuori dalle lettiere dei bachi da seta, inventò di colorarli e di fare i coriandoli di carnevale, quindi fu l'inventore di coriandoli. Ma tu sai perché si chiamano coriandoli? Perché? Chiamano coriandoli perché prima dei dischetti di carta delle lettiere del Baco, che appunto il Mangili decise di riutilizzare per non buttarle via e ne fece i coriandoli che usiamo oggi, erano semi di coriandolo ricoperti di zucchero. Quindi Però, nel passato quei coriandoli di carnevale erano semi di coriandolo ricoperti di zucchero. Poi arriva questo Mangili che nell'ottica sanissima e auspicabile di non buttare via niente, sai, si dice del maiale non si butta via niente, no. lui invece disse del baco da seta non si butta via niente e fece questo riutilizzo dei dischetti di carta delle lettiere e divenne i coriandoli. Vabbè, questa è una cosa carina. E quindi tornando a Cernusco, c'è tutto un percorso, il centro Sì. cittadino è tutto costellato da cartelli come questo, ma ce ne sono decine che indicano la corte di quella casa, perché sono tutte case a corte, le case di Sì. Cernusco, tranne appunto le grandi ville di delizia, sono tutte case a corte. Erano delle corti dove si svolgevano delle cose o che appartenevano a determinate famiglie. Per cui la Corte Sant'Andrea o del Gias, perché lì vendevano il ghiaccio, la anzi Court con l'accento circonflesso, quindi probabilmente si pronuncia Court, del Capellet, il cappellaio che era lì all'interno della corte, oppure detta anche Court della Cuverda, perché c'erano dei gatti. Poi c'è appunto la Cour del Jazz, la Court dei Triciap e tante altre. Io ne ho fotografate 2 o 3 perché dopo un po' era ripetitivo. E quindi questo giro che si può fare a Cernusco è molto divertente perché praticamente fai un anello, poi ci sono delle chiese, c'è la parrocchiale che non è una grande bellezza, è stata fatta credo negli anni 30, ma c'è il santuario di Maria Assunta, mi sembra che si chiami, che è molto carino. All'interno c'è un Cristo in una teca di vetro, un Cristo morto E e una questo qui è il Madonna. santuario? No, questo è il rudere di una chiesetta sul Naviglio. A destra di questa chiesetta corre il Naviglio, ci arrivi da un ponte e Che è poi ti questo qua, infili, presumo. vedi il ponte, ti infili in questo parco che è appunto il parco all'inglese di Villa Uboldo e quindi puoi passeggiare in questo bellissimo parco e c'è questa chiesetta che è chiusa. La chiesa il santuario, anche di nuovo, purtroppo la prossima volta che vado a fare una gita mi porto il caricatore perché sono rimasta malissimo quando non riuscivo più a fare le foto. E quindi il santuario è molto carino e piccolino, ma è importante perché è una delle tappe del cammino di Sant'Agostino. Vedi com'è bello, Nino, che parlando di una cosa se ne aggregano tante altre. Cioè, a me quello che direi. piace appunto, e mi è piaciuto sempre anche quando ho scritto la storia di Milano e quando ho scritto l'altro libro, è che tu parti da una cosa e poi pian piano trovi da attaccarci tutta una serie di altri argomenti apparentemente che non c'entrano niente, però
la chiesetta di Santa Maria, il santuario, che è proprio sul Naviglio anche quello, cioè tu arrivi da Villa Alari e dal suo giardino all'italiana, bellissimo, c'è un ponte di legno dove c'è anche un mulino, perché sul Naviglio c'erano i mulini, giustamente, e arrivi a questo piccolo santuario che è una delle tappe del Cammino di Sant'Agostino. Cammino di Sant'Agostino, per me che sono camminatrice, non credo che lo farò mai, però è sicuramente un cammino importante. Sono 620 chilometri, Nino, quindi è Sì. da fare in 30 e rotti giorni, perché tu sai che noi camminatori, se non siamo dei fanatici podisti che vanno a 300 all'ora e se non siamo delle lumache che vanno a 2 all'ora, abbiamo un ritmo di camminata che ci consente di fare in una giornata 20-25 km senza fatica, che è poi la misura della tappa che faceva l'esercito di Giulio Cesare, i Infatti. 25 km. E vabbè, loro lo facevano con le armature e con tutta quella roba lì, noi invece giriamo con uno zaino. Sai, io giro con uno zaino da 7-8 kg, perché comunque dovendoti portare tutto quello che ti serve, dicono che lo zaino non dovrebbe superare il 10% del tuo peso, quindi io dovrei portare uno zaino di circa 6 kg, ma non ce la faccio con i 6 kg e il mio zaino di solito pesa 8-9 kg. E tu pensa che quando partiamo pesiamo tutto, cioè mettiamo tutto quello che dobbiamo portare e lo pesiamo, ma arriviamo a pesare le pillole che ci portiamo dietro. Cioè io sono Niente meno. arrivata a contare le pilloline che devo prendere ogni mattina e pesare tutte le 30 pilloline che dovevo prendere sul Cammino di Santiago per sapere quanto pesavano, a pesare il, come si chiama, la boccettina del collirio, cioè pesi veramente. Per la tua pubblicità visita il sito radiolibertà.net. Che rallentarti, no? Perché Certo. il peso ti rallenta. Sai bene, non so se tu sei un appassionato, io nella mia vita tra le tante passioni ho avuto anche quella per i cavalli da corsa quando ero molto giovane. E il cavallo da corsa, per mettere alla pari due cavalli che hanno prestazioni diverse, ti mettono Famoso dei pesi di handicap. piombo. Mm. No? E l'handicap sono pesi di piombo e ogni chilo di piombo, credo, ogni peso vale una lunghezza vuol dire 1 chilometro, per cui si dice rendere il peso, il cavallo rende il peso, quindi viene caricato di 1, 2, quel che è chili, per metterlo alla pari col cavallo meno veloce. Questo non in tutte le gare, ma nelle gare cosiddette a handicap, che è poi anche il principio del golf, no? L'handicap. Sì, sì. Vabbè. Ma quindi insomma, visto che siamo in chiusura, la prossima volta ci porti a San Siro? Esattamente, certo. Ascolta, ma per finire la questione del Cammino di Sant'Agostino, il Cammino di Sant'Agostino è un anello che parte da Monza e torna a Monza e mette in comunicazione in 620 chilometri 50 santuari mariani della Lombardia. Quindi Però. è un cammino molto importante, ripeto, io non credo che lo farò, però segnalo che esiste questo Cammino di Sant'Agostino. E con questo abbiamo chiuso, abbiamo parlato di coriandoli, cavalli da corsa, disgraziati che finiscono impiccati, insomma abbiamo spaziato su una serie di argomenti. Non ci siamo fatti mancare niente. Ma voglio solo dire una cosa, posso chiudere con una cosa? Ieri ho presentato i miei libri alla libreria Città Possibile di Milano, che è la libreria dell'editore Jacabuc, che ha aperto in via De Amicis 45. Lo dico perché è una libreria che vende libri di tutti gli editori e ha un settore bellissimo anche di bambini e quindi se siete a Milano e dovete comprare dei libri e vi è comodo, non andate nei grandi store dei libri, andate lì perché lì avete dei librai che vi consigliano e trovate tutti i libri che possono servire con tutte le novità di tutti gli editori. Città Possibile, via De Amicis 45. Ecco, e ci trovate soprattutto i libri di Carla De Bernardi. Grazie. Ieri c'era una pila, tra l'altro ho presentato un libro con Maurizio Cucchi, tu saprai chi è Maurizio Cucchi, il poeta. Sì. È un poeta straordinario e anche lui scrive di Milano. È stato un incontro molto bello e comunque la libreria Città Possibile è bellissima e deve essere la libreria di tutti quelli che possono comprare che vogliono comprare libri a Milano, ovviamente.
Con mucho gusto. E allora, tutti in libreria e poi ci ritroveremo lunedì prossimo. Si va a Luci a San Siro, ne accenderanno ancora. Grazie a Carla De Bernardi. No, Grazie. quella lì è un'altra storia, Nino, che stendiamo un pietoso velo Va sulla storia di bene. San Siro. Au Ciao. revoir. Avete ascoltato La Grande Città con Carla De Bernardi. Della gente che vive, che lavora, che si diverte, che respira in mezz'ora da Piazza del Duomo, arrivi dove vuoi. Alle 4 del mattino Milano diventa un posto molto strano. Perché un valoroso collega che è Pino Cioccio l'ha inviato di Avvenire, lo voglio ringraziare della sua cortesia e della sua disponibilità, perché vedete c'è stato molto clamore a proposito della Dana, della super alluvione che ha colpito la zona di Valencia, ma la cosa si è improvvisamente smorzata. Aggiungerei smorzata in maniera inquietante, perché a leggere la paginata che è uscita sabato 16 novembre su Avvenire, diciamo che qualche dubbio in testa ti viene. Ma ora ne parleremo con Pino Ciociola, che tra l'altro vorrei ricordare ha ampia, purtroppo per lui, esperienza di alluvioni, e stavolta devo dire la verità, è rimasto, me lo diceva anche prima di cominciare questa intervista, è rimasto abbastanza esterrefatto. Allora Pino, intanto grazie del tuo tempo e bentornato qui tra noi a Zoom. Ma allora, che è successo? Ciao Nino. Ciao Nino, e un saluto a chi ci ascolta prima di tutto. È successo che io insomma ho fatto tutte le alluvioni italiane degli ultimi 15 anni, e questa è enorme, nel senso, a parte i numeri, 74 comuni colpiti, 222 morti, e poi ci torniamo sui morti, perché la gente non crede che siano morti di più. Ma è davvero grande, e ci sono interi paesi davvero completamente spazzati via. Purtroppo la situazione è questa. Fra l'altro sono rimasti i primi 3-4 giorni completamente soli, poi torniamo magari anche su questo. Penso a Catarroja, dove io sono stato, più o meno 25.000 abitanti, di fatto completamente e interamente in ginocchio. E 2 settimane dopo, io sono stato lì, sono rientrato ieri sera da lunedì, e 2 settimane dopo non ti aspettavi di trovare una situazione del genere. Sì, 2 settimane dopo non ti aspettavi di trovare una situazione del genere, men che meno l'ira della gente quando sei andato nel famoso centro commerciale dove si diceva che ci fossero i morti, però ufficialmente morti non ce ne sono. Tu hai parlato insomma con i responsabili del centro commerciale, no? Sono tutte fake news e qua e là, però c'è qualcuno che dice: guardate che nei giorni scorsi all'alba venivano dei camion frigo e non si sa che cosa caricassero a bordo. Ecco. Sì, ho i video, mi hanno girato i video, in uno di questi addirittura si vede chiedere a uno degli uomini, degli operai che lavorano lì: ma questi sono camion frigoriferi? E lui risponde candidamente sì. E quindi sinceramente la storia del centro commerciale è difficile, te la spiego in 2 secondi. Io ci sono andato, non credo mercoledì, se non ricordo male, tra l'altro era cominciato a diluviare, eravamo sotto acqua. Il centro commerciale è una roba enorme, io vivo a Roma, quindi conosco i centri commerciali, quello è davvero enorme, e un paio di minuti scarsi dopo aver parcheggiato, nonostante non ci fosse uno straccio non dico di polizia, ma neppure di nastro bianco e rosso a dire che non ci si poteva entrare, in questo grande centro commerciale, neanche appunto un paio di minuti dopo aver parcheggiato, si sono avvicinati un paio, credo, di persone, non guardie giurate, di persone del centro commerciale stesso, e ci hanno ringhiato di andarcene, che non c'era niente da vedere neanche per i giornalisti e quant'altro. In realtà un'occhiatina qua all'ingresso di quel parcheggio oramai tristemente famoso, sul quale poi c'è stata anche polemica da noi, l'ho data. Non lo so, a me non convince, perché c'erano comunque un mare di macchine dentro quel parcheggio, non ho chiaramente prove che ci fossero i morti, ma a me non convince affatto. C'è scritto un pezzo oggi nella pagina che citavi su questa roba, perché non mi convince affatto, lo trovo completamente non ipotizzabile che non siano stati trovati morti, tant'è che lì dentro sono entrati per i primi giorni soltanto i sub e i droni della polizia, quindi immaginate quale fosse la situazione là sotto, altro che sott'acqua di più.
E questo è quanto. La rabbia è feroce davvero, tutta la gente dei centri colpiti è imbestialita. Intanto perché appunto i soccorsi veri sono arrivati dopo 3-4 giorni, ma poi perché in realtà parlavo con l'associazione della protezione civile della provincia di Valencia, che tra l'altro non si chiama provincia ma si chiama comunità da loro, che mi raccontava che loro erano stati più o meno allertati sostanzialmente da 3-4 giorni, quindi non si capisce perché l'allarme non sia stato dato. In realtà tutti, e sottolineo sempre tutti, oltre a essere arrabbiati, mi spiegano che è un problema politico. La metto molto molto facile, evidentemente ogni mondo è paese, la metto molto molto facile. Nella appunto provincia di Valencia il governo è di destra, il governo centrale, come si sa, Sanchez è di sinistra, mentre il presidente della comunità valenziana della provincia, definiamola così, è Mazzon. E quindi adesso giocano, 2 giorni fa è iniziato anche il dibattito nel loro Parlamento, giocano a rimpallarsi le responsabilità, perché comunque c'è una grossa separazione di competenze tra locale e nazionale, e comunque, ripeto, per farla semplice, l'uno dà la colpa all'altro, compreso anche il mancato allarme. Vi faccio fare un sorriso amarissimo. Giovedì, se non ricordo male, o mercoledì, cioè alle 8:15 di sera, alle 19:44, ci arriva sui cellulari, ovviamente anche a me perché ero lì, l'allerta rossa per la zona. Credo che abbia fatto, erano circa 20 ore di allerta fino al mercoledì, sì, fino al tardo pomeriggio di giovedì, e io ero lì, quindi nessuno può smentirlo. Dalle 19:44 del mercoledì sera alle 18:19 di giovedì avrà pioviginato forse un quarto d'ora in tutto. Niente meno. Cioè, proprio qua siamo ai buoi, a chiudere la stalla dopo che i buoi sono scappati. Sì, sai Nino, questo è un giochino, lo spiegavo anche a loro, ad alcuni di loro in quei giorni, è un giochino che in Italia accade poi. Sì, perché accade, io lo ricordo, dall'alluvione di Genova io ho dei problemi con le date, non ricordavo neanche a scuola le date, ma insomma, 7, 8, 10 anni fa, adesso non mi ricordo quando fu. Da quel momento sostanzialmente appena c'è un minimo di meteo poco allegro parte immediatamente l'allerta come minimo gialla, di modo che comunque chiunque può dire io l'allerta l'ho dato, sono problemi vostri. Infatti. E diciamo che in Spagna l'hanno imparato nel giro di pochi giorni. Infatti. Senti, però parliamoci chiaro, tu sei stato in mezzo alla gente e mi pare che qui stia covando una vera e propria rivolta di popolo per l'ira della gente che è stata lasciata da sola. L'immagine sono davvero arrabbiati e più uso arrabbiati perché è una parola radiofonica, perché andrebbe detto bisognerebbe farne un'altra. Si può usare anche l'altra, tanto qua siamo liberi. Ma vabbè, preferisco evitare, tanto chi ci ascolta ha capito benissimo. Sono molto arrabbiati, sentiamola così. Tu consideri che c'è stata 2 sabati fa una manifestazione, sabato scorso una manifestazione contro Sanchez a Valencia, contro quindi il governo, e ieri mattina alle 11 ce n'è stata una sempre a Valencia contro Mazzon, cioè contro il presidente della comunità valenziana. Quindi proprio, come dire, ce n'è per tutti, ma come io credo sia giusto che sia, perché mentre loro si rimpallavano le responsabilità, la gente moriva. Per inciso, chiunque mi ha raccontato che il ballo lì è cominciato intorno alle 13, e c'era già gente che si sa dispersa alle 3, quindi morta, che poi è stata trovata morta. Primo allarme credo che sia, se non vado a memoria, se non ricordo male, 20 e 26, qualcosa del genere. Insomma, vabbè, una follia totale che ha fatto i morti. Pazzesco. La cosa più interessante, o forse questa immagine che tu usi nel tuo articolo, è quella che resterà, la bandiera spagnola sporca di fango e soprattutto la rabbia anche dei ragazzini, cioè gli adolescenti. Tu hai parlato con 2 adolescenti che hanno quanto mai preso coscienza. 15 e 16. Sono invecchiate nel giro, queste 2 ragazze sono cresciute nel giro
di 48 ore. Una dice mi sembrava una roba da film, invece questa era la realtà. Mi ha detto una frase che mi ha molto colpito, mi verrebbe da dirti quasi segnato. La quindicenne, peraltro, erano due ragazze che stavano volontari di 15-16 anni, crocodile. Gesù, io continuo a non aver mandato a memoria il nome del paese, Catarroca, sì, che mi raccontava che lei a un certo punto ha detto: Madonna, sembrano davvero, cioè sono le cose che io vedevo in televisione e pensavo povera gente, adesso sta toccando a me. E la situazione è questa, sono davvero arrabbiati e lo capisco, perché è normale, perché c'è gente che ha perso davvero tutto, a parte che è inconcepibile 2 settimane dopo, ho le immagini, quindi anche questo è discutibile, ci sono ancora non si sa quanti garage con 1 metro e mezzo di fango. Attenzione, c'è un dettaglio che chi non ha seguito, insomma non segue queste cose, al quale spesso non pensa. Il fango in teoria, in pratica, in una situazione come questa era comunque oggettivamente impossibile, andrebbe spalato subito, perché se si solidifica, si indurisce, non dico che diventi come il cemento, ma un po' meno, e quindi diventa 100 volte peggiore portarlo via, 100 volte più difficile. Ecco, ma dimmi. No, è che ti rimangono comunque negli occhi una serie di immagini che tu fatichi a capire. Credo le abbiate viste tutti, le centinaia e centinaia di macchine completamente coperte di fango, accatassate anche fino a 3, 4, 5 file. Solo che al solito un conto è vederle in TV, un conto è andartici a infilare e camminare dentro, e fa davvero non paura ma impressione, perché non te lo spieghi, sembra surreale, invece è realissimo. Senti, ma ci sono 2 cose che vorrei chiederti. La prima, la reazione del popolo, perché alla fine è stato un po' come a Firenze nel 66, sono venuti gli angeli del fango da tutte le parti della Spagna, portando addirittura il mangiare. Sì, non solo, ma io ho incontrato e parlato con gente di Barcellona, Madrid, tra l'altro mi ha fatto anche con piacere sorridere, un gruppo si è organizzato venendo appunto insieme da Barcellona e Madrid, ho incontrato gente di Saragozza, è venuta davvero gente da tutta la Spagna e li hanno salvati, magari è una parola grossa, ma insomma l'hanno tirati su loro, ecco, mettiamola così, l'hanno tirati su i volontari. Devo dire la protezione civile locale ha abbastanza funzionato, ma insomma considerate che 2 giorni dopo centinaia di migliaia di persone colpite, erano 900, quindi potete immaginare quanto potessero fare, e quindi davvero i volontari soprattutto, ma anche la stessa gente mi raccontavano di persone che hanno salvato i vicini più anziani, e mi raccontavano che alcuni di loro sono stati salvati con le lenzuola, nel senso che dal 2° piano, dal 3° piano tiravano giù le lenzuola al primo, perché non riuscivano comunque a salire per le scale, e l'hanno tirati su con le lenzuola. Alla fine la gente, guarda, ho trovato un lenzuolo con la scritta, con la vernice spray, che c'era scritto, e c'era: grazie ai volontari, solo il popolo salva il popolo. E credo che sintetizzi bene il quadro. Sì, ed è anche una cosa drammatica per quanto riguarda la politica stessa. La Spagna, vorrei dire questo, la Spagna non è che stiamo parlando di un paese del terzo mondo, con tutto il rispetto per il terzo mondo, stiamo parlando di un paese del primo mondo che tra la metà degli anni 60 e oggi ha vissuto delle fasi di forte crescita economica, è un paese che oggi è a buon diritto parte del primo mondo, e quindi io trovo veramente sbalorditivo il fatto che un paese così non sia stato in grado A di prevedere un fenomeno del genere, B di proteggersi e C di rispondere all'emergenza. Perché io ancora devo stare a sentire chi è che doveva chiamare. Addirittura c'è stato un nostro ascoltatore nei giorni immediatamente dopo l'emergenza che ci ha chiamato da Malaga, lui ci ascolta da lì, ma ha detto addirittura a un certo punto Sanchez ha detto: se volevate l'esercito lo dovevate chiedere. Ma di che cosa stiamo parlando? Assolutamente sì,
Allora, non c'è stato un cortocircuito, per esempio, nella comunicazione, o non c'è stata una mancata valutazione, una mancata previsione, non c'è stato nulla di tutto questo. Sempre per usare un termine radiofonico, diciamo che c'è stato un problema di scontro politico e quindi conseguentemente di burocrazia. La sto mettendo molto molto blanda, non è che sia proprio così, è molto peggio. È assai peggio. Sì, no, vergognoso, perché poi quando parli con le persone e non riescono, e mi è capitato con 2 persone, ad andare avanti perché scoppiano a piangere e non c'è verso di finire la chiacchierata o l'intervista, chiamatela come volete, francamente diciamo che anche da italiano, perché poi a me interessa molto poco che siano spagnoli o quello che comunque sarebbero potuti essere, anche da italiano, insomma, diciamo che mi arrabbio anch'io, usiamo sempre questo termine, perché comunque vai a farti un viaggio nel dolore terribile. C'è stata gente che ha perso tutto. C'è stata una donna che ha perso per esempio i genitori e il figlio, ne cito uno a caso, e fa male pure a te che sei lì da cronista per raccontare, perché comunque ti fa male e non te lo spieghi. Io continuo sono 35 anni che faccio questo mestiere, ho fatto tutti i terremoti e le alluvioni in Italia dal 1997 a oggi, da Marche e Umbria, quando il terremoto che nel settembre 97 fece i morti nella Basilica di Assisi, e io non ho mai, e sottolineo mai, usato le 2 parole natura matrigna, perché la natura matrigna non esiste semplicemente l'infamia e l'ingordigia degli esseri umani, che sono un'altra roba. Sì, questo sì, e anche l'idiozia, perché se non sbaglio, mentre veniva giù acqua di tutti i generi, mi pare che abbiano aperto anche una diga per dare sfogo. Sì, io questo non l'ho verificato, sono onesto, non l'ho verificato fino in fondo, ma più di qualcuno mi ha parlato di questa diga aperta. Sicuramente ha contribuito a far danni, ma non credo che sia stata decisiva. Ha fatto danni, ma credo sufficientemente circoscritti, che non vuol dire nulla, per intenderci, basta che abbia ucciso una persona e per quello che mi riguarda siamo a posto. Nel senso che la diga, chi l'ha aperta andrebbe messo in galera, bisognerebbe buttare la chiave. Detto ciò, ripeto, non ho verificato al 100%, ma molti mi hanno parlato di questa diga aperta e non fatico a credere che lo sia stata, insomma. Senti, io mi avvio alla conclusione ringraziandoti del tuo tempo con una citazione cinematografica. Amici miei, atto secondo dell'82. Gli amici guardano la Firenze alluvionata del 66 e a un certo punto uno di loro, non so se è il Perozzi o Melandri, che dice: io mi sento alluvionato dentro. E poi però ritrovano la forza di scherzare e dicono: che si farà? E risponde il Perozzi: e si fa lo sci d'acqua. Allora, quanto sono alluvionati dentro questi spagnoli? Qual è ora il clima, moralmente parlando? Ti sono sincero, io sono uno che scherza sempre. Chi non segue queste tragedie non può capirlo, ma insomma ho cercato di scherzare anche nelle tragedie, almeno la sera in albergo e magari da solo, però lì era complicato anche per me scherzare, ma anche la sera quando rientravo in stanza, perché comunque la gente è provata. Si sono immediatamente, loro sono al lavoro, assolutamente, non si sono pianti addosso, credo nemmeno un quarto d'ora, solo che fa parte di quello che ti dicevo all'inizio, cioè tu non ti aspetti 2 settimane dopo di trovare una situazione ancora così, ti aspetti di trovare una situazione avviata. Guarda, ho scritto, scusate, prima di distinzione tra caldo e freddo di Valencia, ho scritto una roba, mi pare, sui social, non mi ricordo, in un pezzo, adesso mi sfugge. Comunque 2 settimane dopo, oggi, 2 settimane dopo, domani non è ancora iniziato. È proprio questo il problema. E secondo te quando comincerà questo domani? Non lo so, sempre il capo della protezione civile valenziana, dell'associazione di protezione civile valenziana, mi diceva off the records, fuori dall'intervista ufficiale, ma io l'ho scritto uguale, che secondo lui per rimettere a posto tutto ci vorranno più o meno 3 anni.
parlo di cose materiali, perché poi i morti non si riportano indietro. Senti, in tutto questo buio hai trovato un po' di luce, c'è speranza? Guarda, vi racconto un episodio che mi ha assolutamente toccato. Quando abbiamo fatto questo giro a Catarroja, dopo un paio d'ore siamo arrivati perché appunto si andava solo a piedi, siamo arrivati nella piazza di questo grande paese, insomma di 25.000 abitanti, che era completamente coperta dal fango, compresa la fontana altrettanto grande al centro della piazza, eccetera, eccetera. C'era qualcosa che sembrava un bar, essere un bar, in effetti era un bar, siamo entrati, ci raccontava che avesse riaperto proprio quel giorno, cioè mi pare martedì, adesso credo martedì o mercoledì. In realtà riaperto è una parola, si fa per dire, nel senso che lui aveva messo tutti i tavoli uno accanto all'altro, che erano straconni di generi alimentari, pannolini, materiale per l'igiene, eccetera, eccetera. Faceva un po' da centro di smistamento. Non c'è stato pezzo di pagargli caffè, io in realtà gli ho messo sotto la tazzina 10 euro di piegate, perché assolutamente sì, e siamo, dopo una ventina di minuti di chiacchierata, siamo andati via. Dopo 5 o 6 ore tornando, ci siamo fermati di nuovo, gli abbiamo chiesto se ci facesse un altro caffè, abbiamo chiacchierato ancora, insomma, per fartela breve, a un certo punto lui e la moglie sono andati nel retro, sono tornati con un grande fazzolettone stropicciato ma tenendolo aperto, e mi hanno spiegato: guarda, questo è assolutamente tipico di Valencia, valenziano, loro lì hanno tutta una storia con dei costumi tradizionali, insomma, inutile farla lunga, e mi danno questo fazzolettone e mi dicono: guarda, noi ci teniamo, vorremmo che tu te lo portassi con te. E io sapevo cosa avrei voluto dirgli, ma non è uscito, mettiamola così, quindi mi sono limitato a dare un grande abbraccio a lui e un grande abbraccio a lei, e adesso mi conserverò gelosamente quel fazzolettone, che per inciso ieri sera è stata la prima cosa che ho tirato fuori dalla borsa quando sono arrivato a casa e che ho messo via. Anche perché Italia e Spagna sono due paesi fratelli, quindi è giusto così, è stato un abbraccio tra fratelli. Pino, sì, assolutamente senti, sì. Per finire, ringraziandoti del tuo tempo, aprile facciamo il pieno all'Alfa, ce ne andiamo assieme a Valencia, che cosa pensi che troviamo all'arrivo? Mi dicevi, perdonami, ti ho sentito male, ad aprile? Ad aprile facciamo il pieno alla mia macchina, vieni, sali tu su a Milano e andiamo Ma assieme a Valencia. io spero, guarda, io ho già in programma di tornarci assolutamente tra un anno, perché voglio comunque andare a vedere cosa è successo. Ad aprile io, insomma, voglio sperare, voglio proprio credere che chiaramente non sarà tutto a posto, questo mi pare assolutamente evidente, ma insomma voglio sperare che siano tornati a un buon livello di normalità, non so neanche come definirlo. Chi ha avuto i morti non potrà mai tornare alla normalità, ma insomma spero che la vita quotidiana sia minimamente ripresa in maniera, voglio augurarmi, più che decente. Insomma, aprile non è proprio dietro l'angolo, se ti mettono di buzzo buono probabilmente ci riescono. Poi non so che dirti, nel senso che io già appunto non mi aspettavo 2 settimane dopo di trovare una situazione del genere, per cui non ti firmo nulla, ecco, non ti metto la firma su niente. Vabbè, però ci torniamo assieme, fammi sta promessa. Sì, assolutamente sì, Dai, nessun problema. Vuol dire che anziché fra un anno anticipiamo ad aprile. Va bene, grazie. Anche perché ti garantisco che veramente neanche un'ora e 40 di volo, è veramente dietro l'angolo. Davvero, avremo modo. Grazie Pino. Nino, intanto grazie a te, grazie a chi ci ha ascoltato e un abbraccio a tutti.